Forti disagi per il maltempo in tutto il Veneto. Nefertari e il ciclone che si è abbattuto sul Veneto orientale ha procurato non pochi danni, mettendo in pericolo a Fossalta una famiglia che mentre percorreva un sottopasso in via Olimpia è dovuta scappare in fretta e furia lasciando l'auto che pian piano finiva sotto acqua. La conta sarà di 20 centimetri di pioggia in meno di un'ora. Tutto comincia alle 9 di mattina quando una prima ondata mette in allarme la protezione civile e lo stesso sindaco di Fossalta che alle 10 da un magazzino della protezione civile assiste allo scatenarsi del vero e proprio nubifragio che ha messo in allarme i cittadini e mandato in tilt il centralino della compagnia di carabinieri di Portogruaro. E se i fiumi hanno retto, a creare problemi sono state le strade che hanno semi-paralizzato finendo sotto acqua il centro di Fossalta. Uno scenario disastroso che non ha risparmiato neppure le frazioni limitrofe e la situazione meteo in queste ore pare destinata a peggiorare.